Siamo in diretta comunque. Siamo partiti. Caio, siamo partiti. Siamo partiti. Sì. Come no? Guarda qua. Prova da giù. Prova da giù. Ok. Santa Maria del Rovere in via delle Acquette per la partita Rinos Treviso Riders Montebelluna, valevole per il campionato di Serie C di hockey inline. Praticamente è il derby della provincia di Treviso. Vi leggo le formazioni. Per i Riders Montebelluna: numero 89 Bacchin Gianmarco, numero 34 Bortoluzzi Edoardo, numero 18 Flora Andrea, numero 21 Giop Michele, numero 8 Merli Marvin, numero 1 Merlo Roberto, numero 90 Pallonta Valentino, numero 81 Querin Alex, numero 31 Scudier Gianluca, numero 99 Tava Alex, numero 4 Zallot Simone, numero 9 Zanetti Giacomo, numero 87 Innocente Riccardo. Allenatore Demis D'Artora. Per i Rinos Treviso, che giocano in maglia bianca e azzurra, abbiamo Prodocimo Marino, numero 31, Bartolomei Joshua, numero 8, Berto Fabio, numero 75, Bianchin Mattia, numero 7, Caner Tommaso, numero 56, Corbetta Alberto, 85, Grespan Ettore, numero 12, Nespolo Alessandro, numero 5, Quinto Marco, 66, David Sagui, numero 21, Salviato Michele, 87,
Darin Mattia, numero 91, Quinto Paolo, numero 77. Allenatore Vendrame Tobia. Le squadre stanno facendo riscaldamento, chi vi parla è Bianchin Claudio, alla regia abbiamo Vigni Lorenzo e Davide Piovesan, alle riprese Giuseppe Quinto. L'arbitro è il signor Guffler, al tavolo dei cronometristi c'è Donatella Vendrame, presidente dei Rhinos, con la figlia Esther Vendrame. Per il Treviso c'è anche il vice allenatore Leonardo Vigni e l'attrezzista Elia Vendrame. Ultimi tiri di riscaldamento. Le squadre sono pronte per iniziare la partita. Il Montebelluna è terzo in classifica, però ha solo 4 partite con 4 vittorie. E dietro alle 2 squadre di Asiago però hanno qualche partita in più, e mentre il Treviso è ultimo con 1 punto. Speriamo bene per questa partita, vediamo se il derby porta bene il Treviso, ma sappiamo che il Montebelluna comunque è una squadra molto forte e essendo a punteggio pieno ipoteticamente potrebbe alla fine risultare la vincitrice del campionato. Ecco che suona la sirena, si mettono via i dischi. Bisogna sapere chi lavora. Per il Treviso c'è da dire che manca Stefano Santarossa, Pallù Alessandro e Bianchin Nicola. I portieri sono Prosdocimo Marino e Quinto Paolo. I giocatori sono 11, quindi ne mancherebbe uno per fare 3 linee complete. Ecco il saluto tra i 2 capitani. Per il Treviso è David Sagui, per il Montebelluna il numero 9 Zanetti Giacomo. Probabilmente Tobia Vendrame farà ruotare un giocatore delle altre linee per riuscire a girare a 3 linee e aggiungere un uomo anche nella terza. Dai, io allontana un po' il microfono. Ancora un po', ancora un po'. Ti ho mutato un attimo. Allontana il microfono che ti si sente il respiro. Ecco che hanno fatto l'urlo pre-partita per il Treviso, adesso tocca al Montebelluna. Solito grido incomprensibile e tra poco inizieranno, vediamo chi schiererà Tobia Vendrame per iniziare. Vediamo che resta in pista Marino Prosdocimo, quindi inizierà lui la partita. E poi la solita prima linea, già vista in occasione delle altre partite, con Darin Mattia, Bianchin Mattia, Nespolo Alessandro e Fabio Berto Ciubo. Una linea già ampiamente sperimentata nelle precedenti partite che si è comportata sempre molto bene. Bianchin Mattia all'ingaggio. Tutto pronto, quindi si parte. Primo ingaggio per il Montebelluna. Il numero 18 che è Flora Andrea, che è partito dietro porta ma recupera bene il disco Bianchin Mattia che la passa dietro a Fabio Berto Ciubo. Non ci credo.
Purtroppo c'è stato un passaggio sbagliato da parte di Ciubo, che è stato immediatamente preso il disco da un giocatore del Montebelluna, precisamente il numero 9, che è Zanetti Giacomo, che ha tirato immediatamente, viziato e è riuscito a trovare subito il primo gol. Quindi dopo 20 secondi già 1-0 per il Montebelluna contro il Treviso, quindi partita in salita per i trevigiani fin da subito. Ecco che il Montebelluna recupera già un altro disco. Attenzione, sono già 2 contro 1, bella parata di Marino stavolta che blocca il disco. Cambio linee e il Montebelluna è partito subito forte. Peccato per quell'errore di Ciubo che purtroppo i giocatori del Montebelluna sono molto esperti, gran parte di loro provengono dall'hockey su ghiaccio e quindi al minimo errore ne approfittano subito. Adesso la seconda linea con David Sagui dietro la porta. Ecco che la passa a Marco Quinto che parte sulla fascia. Tiro di Marco Quinto, bel tiro e bella parata del portiere del Montebelluna, il numero 1, che è Merlo Roberto. Ancora Bianchina, adesso col disco, cerca di tirare ma viene fermato da un difensore del Montebelluna. Ancora il numero 9 che la passa al centro, al 18. Ma Marco Quinto recupera il disco, la passa a Bianchin, errore adesso di Bianchin che perde il disco. Ancora il numero 18 che passa al numero 8, tiro del numero 8, parata di Marino, recupero di Bianchin adesso. Il numero 8 è Marvin. Bianchin a David Sagui la passa a Tommaso Canera appena entrato, velocissimo, va dietro la porta. Vede ancora David Sagui che tira al volo ma sui pattini di un difensore. Adesso c'è Joshua Bortomolomei che cerca di recuperare il disco ma è ancora del Montebelluna. Dietro porta il numero 21 Gioppo Michele, lascia al numero 34 Bortoluzzi Edoardo che fa un passaggio lungo al numero 90 ma viene recuperato da Alberto Corbetta che sale col disco veloce, la mette al centro cercando una deviazione che per un attimo Salviato Michele non riesce a fare un rimbalzo. Ancora Alberto Corbetta la mette al centro ma adesso il Montebelluna recupera. Michele cerca di riconquistare il disco e ce la fa, la ripassa Alberto Corbetta che tira subito e il portiere riesce a trattenere con la pinza e quindi si riparte con un ingaggio. Altro cambio linee. Sta giocando praticamente a 2 linee il Treviso perché sta rientrando la prima linea. Ancora Bianchin in pista che si era fermato anche con la seconda linea. Ho rialzato perché pensavo... Ok, ingaggio vinto da Bianchin, la passa dietro a Nespolo. Avevo abbassato prima perché... Nespolo va dietro porta, è pressato dal numero 81. Era il microfono più vicino. Che è Quirini Alex, bel passaggio lungo di Nespolo per Darin la mette al centro, cerca la deviazione di Bianchin, attenzione! Tiro di Bianchin ma deviato da una stecca del difensore, il disco esce e quindi si riparte con un altro ingaggio. Bella comunque l'azione del Treviso che per un attimo si è trovata con Bianchin davanti il portiere da solo, ma è arrivato il difensore veloce. Ancora Bianchin col disco, tiro di rovescio ma fuori dallo specchio della porta. Adesso Darin che cade purtroppo ma c'è Nespolo riconquista il disco, la passa dietro a Ciubo fa un passaggio lungo a Darin che riesce a fermare il disco al volo, la ripassa a Nespolo che purtroppo però viene fermato dal numero 4 che è Zallot Simone. Ancora Bianchin che cerca di tirare ma fermato ancora dalla stecca del difensore. Nespolo adesso, ancora Nespolo, Bianchin fa un passaggio sbagliato
a un giocatore del Montebelluna 99 che tira, ma tiro deviato da Ciubo. Ancora il Montebelluna, ma recupera Darin che la passa dietro a Nespolo, dietro la porta, che viene pressato sempre dal numero 81. Ancora Nespolo col disco, riesce a resistere alla carica da dietro. Attenzione, disco che salta, i giocatori si scontrano e cadono, ma recupera. Attenzione, c'è un fallo fischiato a David Sagui che sinceramente non abbiamo visto. Sembra l'arbitro ha segnalato un carica con bastone, ma non ci è sembrato un fallo. In ogni caso adesso il Treviso giocherà in 3 contro 4, quindi situazione di power play per il Montebelluna. In campo per il Treviso c'è Alberto Corbetta, Tommaso Caner e ancora Bianchi Mattia. Il power play del Montebelluna viene giocato dal numero 8, che è Merlin Marvin, il numero 9 che è Zanetti Giacomo, tiro di Zanetti e parata di Marino. Bella azione del Montebelluna che non rimane statico nel power play come si fa abitualmente, ma i giocatori si muovono e in questo modo riescono a spiazzare i difensori. Ecco che entra Nespolo adesso al posto di Corbetta. Ingaggio vinto ancora dal Montebelluna, ancora il numero 9 Zanetti Giacomo. Sempre Zanetti che scambia con Merlo, tiro di Merlo che parata del portiere, ma ancora il Montebelluna, ancora Zanetti al numero 21, Gioppo Michele, ancora Zanetti, ancora Gioppo, tiro di Gioppo, fuori, altro tiro di Merlo, ancora il numero 8 adesso, Merli. Recupera il Treviso con Bianchin, ma subito il Montebelluna riesce a riprendere il disco. Ancora il numero 9 con Zanetti, Merli, Giop, Merli, Zanetti. Passaggi veloci tra di loro, ecco che si scambiano le posizioni. Tiro di Zanetti, parata di Marino, Giop adesso, ma recupera Tommaso Caner, ma non riesce a liberare. Ancora il Montebelluna col disco e riescono a tenere il disco facendo un passaggio indietro. Sempre Zanetti col disco a Giop, ancora Zanetti, tiro di Zanetti e ancora parata di Marino che trattiene. Mancano 5 secondi alla fine del power play, quindi sembra che se la stia cavando dai il Treviso in questa situazione di penalty. È stato bravo Marino a parare tutti i tiri del Montebelluna. Ingaggio adesso ancora vinto dal Montebelluna, passaggio indietro, sta scadendo la penalità, ecco che entra David Sagui, 4 contro 4, quindi ancora il Montebelluna adesso con il numero 4 Zallotti Simone, e recupera Fabio Berto Ciubo che torna indietro, cerca un compagno libero, c'è David Sagui che insegue il disco, la mette al centro per Nespolo, ma il passaggio era un po' troppo forte. Nespolo ancora, la lascia Ciubo, Ciubo a David Sagui, ancora Ciubo dietro porta, Ciubo cerca di fare un passaggio, in qualche modo ce la fa, David Sagui, tiro di David e parata del portiere senza problemi, tiro abbastanza centrale, quindi si ricomincia con un altro ingaggio in attacco per il Treviso. Portiere Merlo Roberto, ricordo.
Ecco il Montebelluna adesso in attacco, una bella azione con un bel tiro del numero 18, ma parata di Marino che trattiene. Il numero 18 è Flora Andrea. Ingaggio in attacco per il Montebelluna, quinto Marco all'ingaggio per il Treviso, vinto dal Treviso ma non c'è nessuno dietro la porta, recupera ancora Marco, la passa Alberto Corbetta ma alla fine recupera il Montebelluna che tiro esce, adesso Darin si ferma dietro porta, vede Alberto Corbetta, la ripassa ancora Darin, bel passaggio, Darin cerca di saltare l'uomo ma non ce la fa e recupera quindi il Montebelluna, il numero 9 adesso la passa dietro ma Ettore Grespan riesce a deviare, attenzione Marco Quinto recupera il disco, quasi un po' confuse, la passa Ettore Grespan, cerca di andare velocissimo, bene, ma il passaggio viene deviato da un pattino dell'avversario, ancora Ettore cerca di metterla dietro ma recupera il Montebelluna col numero 21 Giop, tiro di Giop che esce, recupera Ettore Grespan, è un po' isolato però adesso in attacco, vediamo se riesce a saltare l'uomo, no, ancora il Montebelluna adesso col numero 18 che tira, tiro deviato da Darin, ancora il 18 la passa dietro a Zanetti. Zanetti è il giocatore con più gol del Montebelluna. Ancora Zanetti dietro porta, la passa al numero 89. Che è Bacchin Gianmarco. Ancora Bacchin, passa dietro. Bel passaggio lungo adesso del Montebelluna, ma recupera Darin, Mattia che cerca di passare a Tommaso ma il passaggio era sbagliato. Ancora il Montebelluna col numero 90, ma bravissimo Michele Salviato riesce a fermare il giocatore deviando il disco. Ma ancora il Montebelluna, attenzione a Merli, numero 8. Merli Marvin, adesso Darin Michele col disco ma lo perde, ancora Merli Marvin, ancora Merli, tiro fuori di un soffio, bel tiro di Merli. Montebelluna ancora con passaggio dietro per recuperare il disco, dietro porta adesso col numero 10. No, numero 90, scusate, che è Pallonta Valentino. Ancora il numero 90 che scatta sulla fascia, cerca di tirare di rovescio, ma parata di Marino. Adesso il numero 4, Zallotti Simone. La passa a Merli dietro. Ancora Merli, ma recupera bene Tommaso Caner. Cerca di difendere il disco col corpo. Attenzione che qua poteva starci anche un fallo per colpo di bastone, ma l'arbitro lascia correre. Attenzione a Merli, ancora lui cerca di metterla al centro, il disco si impenna, Nespolo col disco la butta in avanti a Joshua, Joshua cerca di metterla al centro ma disco deviato dal pattino, ancora Joshua Bortolomei. Per un attimo Nespolo ma recupera ancora il Montebelluna, numero 90 Pallonta, riesce a saltare l'uomo, tira e gol, incredibile, è riuscito a saltare il difensore del Treviso che era Ciubo, ha tirato di rovescio, il Marino ha parato ma sul rimbalzo al secondo tiro Marino non ha potuto fare niente. È stato un bel tiro alto sull'angolino in alto a sinistra del portiere, quindi mancano 8 minuti e 44 alla fine del primo tempo e Montebelluna è già 2-0 sul Treviso. Ingaggio adesso di Nespolo perso, vinto ancora da Montebelluna, numero 34 adesso col disco Bortoluzzi Edoardo.
Ma disco recuperato da Bianchin che vede Nespolo, bel passaggio, tiro di Nespolo parato dal portiere, ancora Nespolo, salta l'uomo, ancora Nespolo, bella azione di Nespolo che riesce a saltare l'uomo e tirare di rovescio davanti al portiere da solo. Adesso però recupera il Montebelluna, ma ancora Nespolo, grande Nespolo, la passa dietro, attenzione, sempre Nespolo, ma perde il disco adesso col numero 81 del Montebelluna che la mette al centro, ma è ancora Nespolo che vede Corbetta, bel passaggio a Corbetta, sta cercando un compagno libero, lo vede in David Sagui che torna indietro, cerca di lasciare il tempo ai compagni di fare il cambio linee. Ecco che entrano Tommaso Caner, ma adesso David Sagui parte col disco, velocissimo David, non è nessuno davanti, bel tiro di David, per un attimo di poco alto sopra la traversa e disco che esce, quindi si ripartirà con ingaggio in attacco per il Treviso. Quinto Marco adesso all'ingaggio, vinto ancora da Montebelluna l'ingaggio, numero 4 adesso è dietro porta, ma ecco che Darin riesce per un attimo a recuperare il disco e a passarla a Marco, ma recupera ancora il Montebelluna con Zanetti, bel tiro di Zanetti deviato da un difensore, Marino blocca il disco. Time out adesso chiesto dal Treviso con Tobia Vendrame. Vi do un aggiornamento per quanto riguarda i gol del Montebelluna, quindi il primo gol è stato segnato da Zanetti Giacomo, il secondo da Pallonta Valentino e è stato segnalato anche un assist a Zalot Simone. Abbiamo fatto anche il colpo di partire, andava tutto, però... Ok, finito il time out si riparte con l'ingaggio in attacco per il Montebelluna col numero 9 Zanetti e Bianchin per il Treviso. Ingaggio vinto ancora dal Montebelluna che prova a tirare subito ma finisce sui pattini di Nespolo. Adesso ancora il Montebelluna col disco ma recupera Bianchin, fa una finta, va dietro porta, rimane fermo dietro porta in attesa di qualche compagno che faccia un movimento e infatti eccolo là Darin si fa vedere, bel passaggio a Nespolo, vediamo se riesce a metterla al centro Nespolo. No, viene fermato da un avversario. Adesso abbiamo il numero 18 col disco che è Flora Andrea, passaggio dietro al numero 4 Zallotti Simone che la passa a Zanetti, ancora Zallotti, ancora Zanetti dietro porta, vede il numero 18 che non riesce a trattenere il disco, Flora Andrea, ma lo recupera, passa dietro a Zallotti che vede Zanetti, attenzione Zanetti, tiro che finisce sull'esterno della rete e viene bloccato da Marino, quindi nuovo ingaggio in attacco per il Montebelluna, cambiano le linee. Sì.
5 minuti e 48 secondi alla fine della partita, ingaggio vinto dal Treviso, Bianchin dietro porta, riesce a saltare l'uomo ma è stato spinto, attenzione, disco recuperato da Montebelluna col numero 34 che cerca di tirare ma finisce sui gambali di Grespan. Ettore che vede Bianchin, disco per un attimo deviato da Montebelluna e quindi adesso riescono a recuperare loro il disco col numero 90 che si trova da solo davanti ai portieri, disco che esce, ancora il numero 90 che è Pallonta Valentino, ma disco recuperato da David che vede Marco Quinto, cerca di saltare un avversario ma viene fermato. Adesso il Montebelluna ha sbagliato il passaggio, recupera Bianchin che va dietro porta per non rischiare perché era da solo contro due. Ancora Bianchin dietro porta, Marco si fa vedere e va a prendersi il disco, cerca di partire in velocità, riesce a saltare un uomo, tiro deviato, ma recupera ancora Marco che vede Ettore Grespan, Ettore vede David Sagui che fa un bel tiro, grande David Sagui, capitano, riesce ad accorciare le distanze con un bel tiro su assist di Ettore Grespan. Bel gol del Treviso, una bella azione corale con tutti i giocatori coinvolti. 4 minuti e 39 secondi alla fine del primo tempo, quindi il Treviso accorcia le distanze, 2-1 per il Montebelluna. Adesso cambio delle linee, Joshua riesce a vincere l'ingaggio, passaggio dietro, Alberto Corbetta che fa un bel passaggio lungo a Joshua, si trova in 1 contro 1 ma attende forse un po' troppo per fare il passaggio, infatti il Montebelluna adesso recupera col numero 91 ma Joshua continua a lottare ma il Montebelluna libera dietro, adesso cerca di rimpostare l'azione, in difesa c'è il numero 4 Zallot che vede il numero 81, libero, bel tiro del Montebelluna ma parata di Marino, ancora il numero 81 che è Quirin Alex, numero 4, bel tiro ma parata ancora di Marino, bella azione questa del Montebelluna. Ma Marino stasera, a parte i 2 gol sui quali era abbastanza incolpevole, sta facendo delle belle parate. Ecco che è rientrata la prima linea, Bianchin all'ingaggio, ingaggio vinto ma si lotta nel cerchio dell'ingaggio, ancora Bianchin, ecco che prende il disco, cerca di partire in velocità, salta un uomo ma poi gli sfugge il disco, peccato perché si sarebbe trovato da solo davanti al portiere, riesce a toccare il disco ma rimane ancora in possesso del Montebelluna, il numero 89 che passa al 99 ma Fabio Berto Ciubo riesce a recuperare, bel movimento di Ciubo che fa una finta e la passa a Nespolo. Nespolo salta un uomo, peccato, scivola nel momento del tiro e quindi recupera ancora il Montebelluna, passaggio al numero 81 che vede il 99 libero, ancora il numero 81 che è Quirin Alex, adesso Nespolo riesce a prendere il disco, tiro di Nespolo fuori di un attimo, Bianchin la rimette al centro, tiro di Darin ma parata del portiere, altra bella occasione per il Treviso con la prima linea ma ci voleva un tiro un po' più angolato, è stato tirato troppo centralmente, quindi si ricomincia con ingaggio in attacco per il Treviso, Marco Quinto ma vince l'ingaggio il numero 18 del Montebelluna, Flora Andrea la mette in avanti per Zanetti, numero 9, Marco Quinto cerca di recuperare ma eccolo che recupera il disco, bel passaggio dietro a David Sagui, passaggio di David per Marco ma alla fine la prende Ettore Grespan, riesce a saltare un uomo, la lascia a Marco Quinto che tira, parata del portiere che era ben posizionato, ancora Marco Quinto, cerca il numero ma non gli riesce, Nespolo adesso recupera il disco,
la mette al centro ma viene fermato dai pattini del difensore, ma ancora Grespan, passaggio dietro David Sagui che potrebbe tirare, infatti lo fa ma finisce ancora sui pattini del difensore. Ancora Grespan, la mette dietro, bravissimo Grespan che cerca di mantenere il possesso del disco. David Sagui riesce a saltare un uomo con una piroetta, ancora David, tiro di David, deviato dalla stecca del difensore, peccato, ma recupera Nespolo. Nespolo vede Grespan che gli sfugge il disco, attenzione che arriva un giocatore del Montebelluna che è Zanetti, che fa un bel tiro ma esce di un attimo, recupera Nespolo. Nespolo, attenzione, vede... non ci credo! Ha fatto un tiro, è andato anche sul rimbalzo ma ha preso il palo. Col tiro di rimbalzo praticamente a portiere spiazzato, peccato. Marco Quinto adesso lascia Nespolo. Nespolo vede Grespan che tira al volo! Bel tiro di Grespan al volo! Ma il portiere para in due tempi e blocca il disco, quindi si ripartirà con l'ingaggio, ma... Gran tiro di Grespan, e ricordo che ci sono 3 giocatori provenienti dall'Under 16, uno di questi è Grespan Ettore, poi c'è Nespolo Alessandro e Bianchi Mattia, quindi hanno 15 anni e stanno giocando per il primo anno nel campionato senior, ma si stanno comportando veramente bene. Ecco la seconda linea in campo adesso con Joshua Bartolomei che cerca di recuperare il disco ma è ancora del Montebelluna, passaggio sbagliato, Tommaso Caner vede Corbetta Alberto, Corbetta tiro lungo, cerca una deviazione di Michele Salviato ma il portiere trattiene. Altro ingaggio in attacco per il Treviso, ancora Joshua Bartolomei l'ingaggio. Ingaggio vinto dal Montebelluna, il numero 89, la passa dietro al numero 4, ma ancora il numero 4 che è Zallot. Zallot vede il 90, Pallonta che cerca il numero, ma il disco viene deviato da Marino. Adesso Alberto Corbetta cerca di buttarla in avanti in qualche modo e Tommaso Caner alla fine la ripassa dietro che a Joshua. Adesso Tommaso ha il campo libero. Tiro di Tommaso ma troppo centrale e facile preda del portiere Merlo Roberto, poi non riesce a frenare in tempo e frana addosso al portiere e adesso si sta scusando col portiere perché è vietatissimo andare a toccare il portiere, ma è stato un errore di frenata da parte di Tommaso. Ecco che è rientrata la prima linea, Ciubo l'ingaggio, strano. Un giocatore che di solito gioca dietro e rimane sempre come ultimo uomo. Attenzione che... Attenzione, il Montebelluna aveva recuperato il disco ma è riuscito a tirare ma proprio sul filo della sirena il tiro ha preso il palo esterno e è uscito. Quindi il risultato rimane sul 2-1 per il Montebelluna. Adesso ci sono i 7 minuti di pausa tra il primo e il secondo tempo e quindi ci sentiamo dopo. Dici si vede un po' a scatti. Provo a mettere quello al primo. Non si può cambiare adesso. Ma a me non sembra troppo male. Sì.
Allora, qua. Cosa scusa? C'era strike con logo squadra, ah no, no, aspetta. Non c'entra, non c'entra. Era il logo qua. Praticamente era cambiato il file del logo, quindi a quanto pare ha tolto la shortcut che era per quello di prima e non era per il logo di Rider. Quindi adesso l'ho aggiunta e i gol funzionano. Dov'era l'F2? È una cosa di... mostra, nascondi, instant replay, mostra, overlay replay, no, questo è giusto. E dovrebbe esserci sul buffer. Allora magari è... No, quello. Era tipo qua. Sì, no, però non l'ho messo qua, il portafogli lo metti là e avvia buffer replay, eccolo qua. Questa via, quello termina e deve essere quello che salva anche. Il replay mettiamo. La via termina è lo stesso che è là. Cosa del salvataggio? Salva replay. F2. Non si era salvato. No, allora vediamo qua. F2. Ah. Che non lo... Sì, no, si sente qualcosa. Ma non penso sia. Va. Scena iniziale.
comunque. Rinos Treviso, Riders Montebelluna, valevole per il campionato di Serie C di hockey inline, il derby trevigiano, quindi tra le due squadre di Treviso, che sta vincendo il Montebelluna per 2-1 alla fine del primo tempo, ma c'è ancora un altro tempo da giocare e c'è da dire che il Montebelluna ha avuto un po' più di occasioni del Treviso e sarà difficile per Rinos riuscire a recuperare questa partita, ma mai dire mai. Ecco che si riparte con l'ingaggio a centrocampo con l'arbitro Guffler, prima linea in campo con Nespolo che va all'ingaggio, ma primo disco vinto dal Montebelluna col numero 4 adesso dietro porta, Zallot che la passa a Zanetti. Zanetti che sale col disco, ancora Zanetti, torna indietro, la ripassa dietro a Zallot, ancora Zanetti che salta un giocatore, torna ancora indietro, passaggio al numero 89 che è Bacchin Gianmarco, ancora Zanetti, Zallot, Zanetti, i Rinos non stanno pressando più di tanto, quindi Montebelluna sta un po' gestendo il disco, passaggio adesso sbagliato ma recupera ancora Zallot che va dietro porta, ancora Zanetti, passaggio al centro deviato, recupera Bianchini adesso che va dietro porta, vede Darin a Nespolo da solo davanti al portiere, peccato, cade, poteva riuscire a tirare ma ha perso l'attimo e adesso recupera il Montebelluna, ancora Zanetti in attacco, la passa dietro al numero 18 che è Flora Andrea, tiro da lontano del numero 89, il disco che esce, ancora tiro del numero 18, alto sopra la traversa, il disco che rimane in pista, ancora Zanetti col disco, passaggio al numero 18, Flora cerca di metterla al centro ma recupera Darin, ancora Darin col pattino, riesce in qualche modo a passare a Nespolo, ancora Nespolo col disco ma va a finire sul Gamballi del difensore ma alla fine recupera ancora, tira, disco che sale sopra la traversa, peccato, e recupera ancora il Montebelluna, sempre Zanetti col disco, salta Bianchin, la mette di rovescio al centro ma i difensori riescono a liberare, il Montebelluna riparte da dietro con il numero 89 che lascia al 90, che lascia il solito Zanetti che è quello che gioca più dischi di tutti del Montebelluna e anche quello che ha più punti nella classifica marcatori, numero 34 adesso dietro la porta, Bortoluzzi Edoardo che lascia, attenzione adesso scontro tra due giocatori e l'arbitro, quindi recupera il disco il Treviso con Nespolo che va dietro porta, Nespolo cerca di trovare dei giocatori liberi, la lascia dietro a nessuno perché David si era spostato dall'altro lato del campo, ma riesce a recuperare David, vede Marco Quinto che vede Grespan, bel passaggio ma disco alto che non è possibile fermarlo per il tiro, attenzione, parata di Marino che riesce a bloccare anche il rimbalzo, ancora Grespan, vede Marco Quinto, vediamo se riesce a rimetterla al centro ma viene fermato dai pattini del difensore, ancora Marco cerca di lottare ma disco recuperato dal Montebelluna, adesso il numero 21 che è Giop Michele, la passa al numero 8 che tira, disco che esce, recupera David Sagui,
David Sagui sale velocissimo, tiro di David, tiro centrale parato dal portiere. Adesso c'è Grespan che vede Marco Quinto dietro, tiro in slap di Marco, fuori di un attimo, disco che esce. Bel tiro di Marco in slap. L'arbitro ha fischiato un po' in ritardo, quindi se n'è andato qualche secondo prezioso, ma forse adesso lo recuperano. Terza linea in campo, in pista adesso con Joshua Bartolomei che va all'ingaggio. E il numero 99 Tava Alex per il Montebelluna. Ingaggio vinto dal Treviso, passaggio dietro a Corbetta che cerca un passaggio lungo ma sbagliato, recupera il Montebelluna con il numero 4 Zalot che rimane dietro porta, fa un passaggio lungo al numero 99 Tava, passaggio sbagliato, recupera Tommaso Caner che la passa dietro, sbagliato anche il passaggio di Tommaso Caner, il numero 99 lascia l'81, fallo adesso di Michele Salviato che ha praticamente esteso il numero 99 Tava Alex che era riuscito a superarlo con una piroetta facendo un 360 gradi, ma Michele Salviato gli ha agganciato i pattini e l'ha steso, e quindi adesso 2 minuti di penalità per il Treviso che si ritrova per la seconda volta in penalty, e quindi il Montebelluna ha una buona occasione per allungare, ma vediamo se il Treviso riesce a resistere come ha fatto prima. Nel precedente penalty non ha preso gol il Treviso, quindi adesso l'arbitro ha qualcosa da dire al giocatore punito che è Michele Salviato, che continuava a protestare. Ecco che si riparte con l'ingaggio, Bianchini all'ingaggio, ma disco vinto dal Montebelluna. Adesso il numero 9 Zanetti col disco, passa a Diop, Zanetti, Diop, scambio veloce tra i due, ancora Diop, cerca di tirare al volo ma sbaglia il tiro e recupera però Merli che la passa, ancora Zanetti e Marino Prosdocimo pare trattiene il disco. Grande Marino che sta cercando di tenere in partita il Treviso. Si riparte con l'ingaggio in attacco per il Montebelluna. Ingaggio vinto dal Treviso con Bianchin, Bianchin ancora col disco, la lascia dietro a Ciubo, ancora Ciubo col disco, bel movimento di Ciubo che salta un giocatore, cerca Nespolo ma Nespolo si era fermato, e in ogni caso il Treviso è riuscito a far passare un po' di secondi, manca un minuto alla fine della penalità, sempre Zanetti col disco, cerca il numero ma Bianchin riesce a fermarlo ma non libera bene il disco, e ancora del Montebelluna in zona di attacco adesso col numero 34 che cerca il tiro, parata ancora di Marino, bella parata, numero 34 è Bortoluzzi Edoardo, ancora il Treviso che libera il portiere del Montebelluna che agevola la ripartenza del power play. Diop adesso col disco, Zanetti, Diop, bel passaggio di Diop per il numero 8, ma parata di Marino. Il tiro è stato di Marvin, numero 8, altro giocatore che è ben posizionato nella classifica marcatori della Serie C. Cambio delle linee, Darin adesso all'ingaggio. Ingaggio vinto dal Treviso adesso con David Sagui che lascia a Darin. Darin cerca di liberare e passare a Devi ma recupera il Montebelluna, mancano 14 secondi alla fine della penalità, sempre Zanetti col disco,
passaggio per Job sbagliato, e infatti Crespin recupera, cerca di liberare, alla fine fa un passaggio a Darin, vediamo se prova, adesso rientra Michele Salviato, quindi 4 contro 4, ancora Darin col disco, ma viene fermato, erano in 2 contro 1, attenzione che il Montebelluna fa il contropiede, bel gol del numero 34 Bortoluzzi Edoardo, peccato perché era appena finita la penalità per il Treviso indenne e c'è stata un'ingenuità in attacco, perché anche se il Treviso era in parità numerica, in 4 contro 4 ha lasciato scoperta la difesa, e infatti il numero 34 ne ha approfittato con un bel gol sull'angolino in alto a sinistra del portiere. E quindi a 13 minuti alla fine della partita 3-1 per il Montebelluna, quindi si complicano le cose per i Rhinos. Adesso c'è David Sagui col disco, vede Marco Quinto che riesce a saltare l'uomo in qualche modo, la passa a Crespin, Crespin vede Bianchin, bel tiro al volo di Bianchin che esce di poco, bella azione questa per il Treviso. Crespin recupera il disco, la passa dietro a David. David cerca un compagno, anzi parte in velocità, riesce a saltare un uomo, cerca un tiro che esce di poco. Adesso recupera il Montebelluna. Passaggio al numero 81 che lascia dietro a Zallot, numero 4, che vede un giocatore dietro la porta, numero 99, bel tiro al volo del numero 89 che è Bacchingia Marco, sempre Montebelluna col disco. Zallot, l'ultimo uomo, ancora Zallot, 99, passa all'89, tiro dell'89 da lontano cercando una deviazione sbagliata, recupera David Sagui, tiro di David e parata con trattenute in pinza del portiere del Montebelluna, Merlo Roberto. Cambio delle linee, terza linea in pista adesso per il Treviso, Joshua Bartolomei all'ingaggio, ingaggio vinto, Michele Salviato recupera il disco, tenta il tiro che è stato deviato da una stecca del difensore, ancora Joshua, la passa dietro Alberto Corbetta che però non riesce a trattenere il disco, ma per fortuna c'è Tommaso Caner velocissimo che va a recuperarlo, viene pressato da Zanetti ma riesce a fare un passaggio dietro porta a Corbetta che fa un passaggio lungo a Joshua che non riesce a fermare il disco e quindi viene recuperato dal Montebelluna col numero 34, l'autore del gol, che passa a Zanetti. Zanetti vede il numero 18, tiro del 18 che finisce sui gambali di Caner, Joshua Bartolomei cerca di recuperare ma ancora il Montebelluna col disco, il numero 18 Astora Andrea passa dietro, alla fine viene passato il disco al portiere che non trattiene, la passa al difensore Zanetti. Adesso Zanetti torna indietro, lascia il numero 21 Job, 21 salta Tommaso Caner che però cerca di recuperare, cadono tutti e due, tiro del 18, bel tiro, bella parata di Marino, bel passaggio adesso di Joshua per Michele Salviato che incrocia ancora con Joshua, bella azione, Tommaso Caner riesce a intercettare il disco, subito un passaggio per Michele Salviato ma intercettato anche questo da un difensore del Montebelluna che adesso recupera e sale col numero 34 che vede il numero 90 libero ma non riesce ad arrivare sul disco, ma adesso si lotta in balaustra, l'arbitro ha alzato il braccio, c'è probabilmente un fallo di un giocatore del Treviso, è stato fischiato il fallo a Tommaso Caner per colpo con bastone, in realtà erano entrambi che si davano colpi col bastone, è stato fischiato il fallo solo al trevigiano e quindi
Ennesimo penalty per il Treviso, è la terza volta che si trova in inferiorità numerica. Speriamo bene, perché le altre due volte non ha subito gol il Treviso. In pista a giocarsi questo penalty Nespolo, Berto e Bianchin. Nespolo all'ingaggio, che però viene vinto dal Montebelluna. Il solito Zanetti gestisce il disco come ultimo uomo. Job, solita formazione per il Montebelluna per questo power play. Ancora Job, Zanetti, Bianchin che cerca di pressare, ma sempre loro due che si scambiano il disco. Adesso vede Merli a Zanetti, Job al volo, disco che esce di poco, Ciubo che riesce a liberare in qualche modo ma non del tutto. Ancora Job col disco, vede Zanetti subito al volo per Merli, Zanetti, Merli finta il tiro, ancora Zanetti, Job, Zanetti, Job, tiro per cercare la deviazione di Job, ma il disco esce, recupera il Treviso con Bianchin, ma ancora il Montebelluna con il numero 34 Bortoluzzi recupera il disco, libera dietro a Zanetti. Merli, no, tiro di Zanetti che esce, Job, che torna indietro, vede Merli, tiro di Merli che finisce contro un giocatore del Montebelluna che tenta il tiro ma viene parato da Marino. Ancora il Montebelluna, tiro da posizione impossibile di Zanetti. Adesso attenzione che Bianchin cerca un contropiede, ancora Bianchin col disco, cerca il numero con un tiro da dietro porta, ma sembra che il portiere abbia piarato proprio sulla linea. Ah no, viene assegnato il gol, attenzione, è stato assegnato il gol a Bianchin con quel tiro da dietro porta che ha spiazzato il portiere del Montebelluna, e quindi 3-2 adesso per il Montebelluna, quindi accorcia ancora le distanze il Treviso. I giocatori del Montebelluna stanno protestando un po', non sono convinti perché da qua non si è visto bene se il disco ha superato la linea o meno, ma l'arbitro sembrava sicuro di sé, quindi sembra abbia visto il gol. Quindi in penalty il Treviso è riuscito a segnare con Bianchin Mattia, quindicenne. Adesso mancano 3 secondi alla fine del penalty, quindi il Treviso tornerà in 4. Ecco che entra Tommaso Caner, quindi 4 contro 4. Ma il Montebelluna ancora il disco, attenzione che prima, appena finita la penalità, il Treviso aveva preso gol. Adesso David Sagui, ancora David Sagui va dietro porta del Montebelluna, passaggi indietro a Grespan che manca il disco, ma c'è Marco Quinto che prova a recuperare, passaggio, Marco ancora si lotta in balaustra, ancora Marco col disco, va dietro porta, fa una finta. Bravo Marco in questa occasione, passaggio dietro a David Sagui. Bravo David, vede Mattia Darin, attenzione, Mattia Darin fa una finta, un bel tiro ma parata contrattenuta sul guantone per Merlo Roberto, il portiere del Montebelluna. Comunque partita che rimane combattuta perché un gol di scarto, sapete che nell'hockey non è niente, si recupera in un attimo. Quindi in qualche modo il Treviso riesce a rimanere in partita nonostante il Montebelluna stia un po' dominando sotto l'aspetto del gioco e dei tiri fatti. Ecco che c'è un'altra azione adesso in attacco del numero 91 che passa dietro a Zagliot, tiro di Zagliot che esce, 99 la passa dietro all'89, 89 Bacchin Gianmarco, ancora Bacchin, tiro da lontano, centrale, facile parata di Marino.
Cambio linee, rientra la prima linea. Bianchin all'ingaggio. Riesce a vincere l'ingaggio, la lascia dietro a Nespolo. Nespolo vede Darin Mattia, la mette al centro per Bianchin che però viene fermato da un difensore e alla fine trattiene il portiere del Montebelluna, quindi nuovo ingaggio in attacco per il Treviso. 6 minuti alla fine della partita. Darin all'ingaggio. Ingaggio vinto dal Montebelluna con Zanetti che viene pressato da Ciubo, aiuta anche Bianchin ma sempre Zanetti col disco. Zanetti vede il numero 34 che tira, disco che esce, recupera Bianchin ma è velocissimo, arriva al numero 89 e riesce a fregargli il disco, ma ancora Nespolo caparbiamente riesce a recuperarlo. Adesso cade e recupera ancora il Montebelluna col numero 4 Zallot, va dietro porta a pista libera, quindi va in attacco il numero 4. Recupera Nespolo. Nespolo tenta il passaggio a Darin. Darin in qualche modo stava per riuscire a recuperare il disco, ma ancora il Montebelluna con passaggio lungo al numero 18 che la mette al centro, passaggio sbagliato, ma ancora il Montebelluna sempre con Zanetti, viene pressato da due giocatori, riesce a passare di rovescio a Job, viene fermato da Bianchin. Bianchin a Nespolo, bella azione questa, bel passaggio di Nespolo per Darin, incredibile, gol con disco alto, grande Bianchin, è il secondo gol di oggi, è riuscito a insaccare un disco alto a mo' di baseball, sembrava quasi stecca alta, infatti i giocatori del Montebelluna stanno protestando. Fatto sta che l'arbitro ha segnato il gol, quindi pareggio per il Treviso, 3-3 contro il Montebelluna, un gol incredibile di Bianchin Mattia, 15 anni e già 2 gol in un campionato serio. L'allenatore del Montebelluna continua a protestare con l'arbitro per stecca alta. In realtà il regolamento prevede che stecca è alta quando supera le spalle, sinceramente mi sembrava appena sotto le spalle, quindi l'arbitro l'ha valutato regolare e adesso è stato chiamato un time out da parte dell'allenatore del Montebelluna, che però sta usando il time out per protestare con l'arbitro. Demis D'Artora è l'allenatore del Montebelluna, storico allenatore del Montebelluna, è sempre stato lui da tanti anni. Davis Sagui in qualità di capitano sta andando ad ascoltare quello che si dicono con l'arbitro, giustamente, perché ha diritto di dire anche lui la sua. Comunque il risultato rimane 3-3, quindi il gol è assegnato. Fine del time out, si riparte con l'ingaggio, Marco Quinto all'ingaggio, mancano 4 minuti e 44 e siamo sul punteggio di 3-3, quindi partita che continua a essere molto combattuta e equilibrata. Tiro adesso di Zanetti che non ci sta e Montebelluna proverà tutte per vincere questa partita, che è considerata la squadra favorita del campionato, però il Treviso gli sta tenendo testa molto bene. Disco che esce, si riparte con l'ingaggio, Marco Quinta ancora l'ingaggio, ingaggio vinto da Marco, passa dietro Alberto Corbetta, si lotta in balaustra, 4 giocatori in balaustra che lottano con un disco che praticamente è fermato dai pattini e quindi si ripartirà con un ulteriore ingaggio. Il Treviso ne approfitta per rimettere in pista la prima linea.
Quindi Darin all'ingaggio adesso. Vince l'ingaggio Darin, la passa a Ciubo, Ciubo vede Bianchin, tiro di Bianchin, parata per un attimo Darin, aveva l'occasione per un rimbalzo ma passaggio dietro a Nespolo per riuscire a mantenere possesso. Bianchin col disco, la vede Nespolo che in qualche modo riesce a prendere il disco, va nell'angolo, numero di Nespolo che salta 2 avversari ma non il terzo, ma ancora Darin riesce a mantenere il possesso del disco. Ciubo, Bianchin, tiro al volo di Bianchin che esce di poco, ancora Nespolo, ancora Darin davanti al portiere, lasciato solo ma il portiere riesce a metterci la stecca e deviare il tiro di Darin che esce alto sopra la traversa e addirittura sopra le reti. Cambio linee, 3 minuti e 44 alla fine della partita. Sapete che in caso di parità sarà necessario un tempo supplementare con golden goal. L'ingaggio giustamente, siccome il disco è uscito, va fatto dal centrocampo, quindi Davis segue l'ingaggio, vinto da Zanetti, attenzione, Zanetti riesce a saltare l'uomo di rovescio, cerca il tiro ma esce sull'esterno della rete, bel passaggio di Corbetta per Caner, Caner per Davis Sagui, Davis la mette al centro ma Grespan era ben marcato da un difensore, adesso Caner cerca di recuperare, cade ma recupera, la passa dietro Alberto che ha un bel tiro infatti di Alberto Corbetta, finisce sui gambali del portiere, ancora Alberto Corbetta, passaggio alto, fischio dell'arbitro per stecca alta, stavolta si è fischiato la stecca alta e i giocatori del Montebelluna protestano perché reclamano il fatto che il gol di Bianchin a loro avviso era con stecca altrettanto alta, ma non è così, era decisamente più bassa di adesso. Ancora prima linea in pista, Nespolo vince l'ingaggio, la passa a Berto Ciubo, adesso Darin, ancora Darin col disco, vede Bianchin, Bianchin salta un uomo, tiro di Bianchin, Nespolo al rimbalzo ma trattenuta del portiere, bella occasione questa per il Treviso con i soliti quindicenni Bianchin Nespolo che stanno facendo furori contro un avversario fortissimo, molto bravi sti ragazzi. Darin adesso l'ingaggio, vinto dal Treviso, Nespolo che insegue il disco, attenzione, va dietro porta, riesce, grande Nespolo, riesce a saltare un avversario, riesce a resistere, passaggio Bianchin, tiro di Bianchin, parata del portiere, bella azione che questa con i soliti Nespolo Bianchin. Ciubo vede Nespolo ma passaggio un po' troppo forte, ancora Ciubo, ancora Bianchin, tiro ancora di Bianchin, fermato da una stecca di un difensore, attenzione adesso che Zanetti per un attimo poteva partire in contropiede, recupera adesso il Montebelluna con Merli, ancora Merli, fermato da Bianchin, grandissimo anche in difesa, bravo Bianchin, riesce a saltare anche Zanetti, ancora dietro porta Bianchin, bel movimento ma Zanetti lo smalta in balaustra, poteva starci il fallo su Bianchin, stavolta Zanetti ha fatto un bel movimento, c'è stato un po' di carica secondo noi contro Bianchin in balaustra ma ci può stare e d'altronde fisicamente non c'è storia tra Zanetti che sarà alto 1,90 m contro Bianchin che è 1,60 m e ci saranno circa 20 kg di differenza tra i due, infatti Zanetti ha fatto valere il fisico, è riuscito a prendersi il disco, l'ha messa al centro e ha fatto un bel assist per il compagno che non abbiamo visto bene il numero, adesso lo cerchiamo.
Il gol è stato di Pallonta Valentino e l'assist è stato di Zanetti, anche se nel referto è stato segnato Job Michele, ma sicuramente è stato Zanetti. Quindi Montebelluna torna in vantaggio 4-3. Peccato perché mancano solo 2 minuti alla fine della partita. Quindi il Treviso sta tenendo botta contro una delle squadre più forti del campionato. Ricordo che è a punteggio pieno con 4 vittorie su 4 partite Montebelluna. Ciubo all'ingaggio, linee un po' miste adesso. Ingaggio vinto. Alberto Corbetta col disco, la passa dietro a Tommaso Caner. Ancora Tommaso Caner. Ancora Corbetta. Esce il portiere, esce Marino. Attenzione! Passaggio sbagliato di Corbetta. Adesso il Treviso sta rischiando il tutto per tutto in 5 contro 4 senza portiere, tiro da lontano, la porta del Treviso è sguarnita, quindi basta un tiro preciso per fare gol. Adesso ancora Caner col disco a Corbetta. Corbetta Caner. Caner a Nespolo. Tiro di Nespolo deviato da un difensore. Attenzione, Corbetta rimane ultimo uomo a difesa della porta, recupera il disco. Nespolo. Ancora Nespolo. Tiro di Nespolo per un attimo. C'è la deviazione di Marco Quinto, ma il disco esce. Marco la passa dietro. Attenzione che c'è Corbetta contro Zanetti. Corbetta bravissimo, la lascia Caner. Caner vede Nespolo. Nespolo non trattiene il disco, ma vede Ciubo, non riesce a fermare il disco. Ciubo cerca di metterla al centro, ma viene deviato da Zanetti e il disco esce. Ultimo arrembaggio del Treviso a 41 secondi dalla fine. Tenta il tutto per tutto in 5 contro 4. Ha sfiorato il gol prima il Treviso con un bel tiro di Nespolo deviato da Marco, ma è uscito di un niente. Sempre in 5 il Treviso. Ciubo l'ingaggio. Ciubo cade, cerca, attenzione, il disco viene lanciato lontano il più possibile dal Montebelluna, recupera Corbetta. 27 secondi alla fine, Corbetta vede Nespolo. Nespolo a Caner che tira il volo, bel tiro, parata del portiere, ancora Nespolo. Lotta davanti al portiere, ancora Tommaso Caner, altro bel tiro, altra parata del portiere del Montebelluna. Attenzione, ma per un attimo il disco entrava nella porta del Treviso. Mancano 5 secondi, tiro di Caner. Ciubo. Niente. Peccato, è stato un vero e proprio assedio del Treviso contro la porta del Montebelluna e c'è stato qualche bel tentativo, mancato di poco per pareggiare. Bella partita comunque, anche se un po' nervosa, ci sono alcuni giocatori un po' agitati. Comunque complimenti al Montebelluna, che bisogna ammettere che si è meritato la vittoria, perché per il gioco espresso, per i tiri fatti, forse gli sta anche un po' stretto il risultato. Comunque 4-3 per il Montebelluna contro il Treviso. Quindi Montebelluna rimane a punteggio pieno con 5 partite, 5 vittorie. Il Treviso invece rimane con un punto in fondo alla classifica. Ma ci saranno ancora occasioni per recuperare. Saluto al pubblico che è molto numeroso stasera.
Complimenti a tutti i ragazzi e ci risentiamo alla prossima partita. Ciao a tutti!